Piero era non soltanto musicista, insomma, lui aveva tante doti, insomma, era affascinante, era intelligentissimo, era coltissimo. Lui era una persona che ti attirava, insomma, l'interesse in tutto. Poi lui era come un'enciclopedia camminante, vivo, perché sapeva tutto di tutto, no? E tante volte, ovviamente, a me ha fatto perdere a metà strada, diciamo. Salve a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Soundtrack City. Ciao Massimo. Ciao Marco, oggi per la prima volta nella nostra storia di Soundtrack City abbiamo una donna, sì, l'abbiamo avute tante, grandissime autrici, sceneggiatrici, attrici, ma abbiamo un'attrice storica del cinema italiano, colei che sì, veramente ha lavorato con grandissimi nomi del cinema. Peraltro non solo attrice, cantante, ballerina, addirittura autrice delle liriche di molte canzoni, nonché compagna di Piero Piccioni. Che dire, stiamo parlando di Gloria Paul, io direi di iniziare facendo un'introduzione sulla sua filmografia e sulla sua storia, che è veramente ricca di incontri altisonanti, direi. Mostri sacri della storia del cinema italiano e non solo, anche straniero. Tra l'altro pensate che lei ha lavorato con Black Edwards in Operazione Crepe Suzette, con Julie Andrews e Rock Hudson, quindi non è che è proprio due così scappati di casa, come si dice, anzi, ma poi ha lavorato con il fior della comicità, dei monumenti comici del cinema italiano, con Totò, Walter Chiari, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Peppino De Filippo, Lando Buzzani, cioè una filmografia di quelle veramente... Poi ha lavorato anche con Benny Hill, no? Benny Hill, nel periodo del Benny Hill Show degli anni 60, in cui era in bianco e nero, che poi da noi arrivò a colori, ma ha lavorato con il Renato Raschel, con Erminio Macario, con Aldo Fabrizi, ci ha lavorato anche con il miglior musical, essendo lei una ballerina, perché è stata un artista a tutto tondo. Ha iniziato nel 61 con Totò, Peppino e La Dolce Vita, e poi ha continuato con Tognazzi, Vianello, e poi comunque ha incontrato un grandissimo personaggio, colui che ha reso il jazz una forma artistica incredibile nel cinema italiano, il pioniere del jazz nelle colonne sonore italiane. Parliamo di Piero Piccioni. Con lui ha stretto un legame che è durato tantissimi anni, 40 anni, e per lui ha scritto anche i testi, come dicevi poco fa, di alcune famose canzoni di film con Alberto Sordi, perché ricordiamo che Piero Piccioni e Alberto Sordi hanno stretto un connubio eccezionale, di quelli che entrano di diritto nella storia del cinema italiano e della musica per film. E quindi noi penderemo dalle sue labbra per farci raccontare la sua storia, la sua filmografia, quello che era l'arte nella televisione, nel cinema e nel teatro di una volta. Sì, da chi era testimone diretta, anzi protagonista diretta di quel periodo d'oro della nostra televisione e del nostro cinema. Allora, senza indugi, andiamo a presentare Gloria Paul. Salve a tutti, buonasera, ciao Massimo. Ciao Marco. E oggi l'abbiamo presentata ampiamente nella nostra introduzione, grandissima attrice, cantante, ballerina, che altro bisogna dire? E allora ve la facciamo subito vedere, ed ecco a voi la signora Gloria Paul. Salve. Buongiorno, molto piacere. Il piacere è nostro. Allora, noi abbiamo già parlato di lei nell'introduzione, della sua filmografia e delle sue varie collaborazioni. Insomma, abbiamo qui davanti una signora che ha segnato il cinema e anche la musica degli anni 60, 70, 80. Insomma, noi la ringraziamo tantissimo di essere qui. Anche in veste di moglie di Piero Piccioni, quindi, come si suol dire, con lei andiamo proprio a 360 gradi su tante tematiche.
Io le voglio fare una prima domanda. Normalmente noi iniziamo sempre i programmi cercando di capire il personaggio che abbiamo davanti. In questo caso è dagli inizi. Lei, come ho detto, è stata attrice, cantante, ballerina. Come è nato questo amore per lo spettacolo? Parlo da ragazza. Come si è avvicinata a questo, all'arte? Ecco. Prima di tutto, grazie per questa bellissima introduzione esagerata. Comunque, No. Non è vero, non è vero. ho fatto 25 film in Italia e un paio anche all'estero, però come attrice, insomma, io facevo tutto quello che mi dicevano di fare. Insomma, il mio primo amore veramente era il ballo, Sì. il ballo e il musical, ecco. Quindi io ho cominciato a 3 anni. A 3 anni, mia mamma mi portava alla scuola di danza, no? E da allora è sempre continuata, insomma, finché aveva 12 anni, e poi mio papà diceva no, non può più perdere tempo con queste cose, c'è la scuola, c'è qui, c'è là. Allora per 2 anni mi hanno fatto fermare. Poi a 14 ho ripreso però, e ho fatto l'audizione per il mio primo lavoro, che era con il Tiller Girls, che erano una linea di precisione famosissima in Inghilterra, no? Ballerine, sì, insomma, tutti che dovevano fare le battements, eccetera, eccetera, il ballo, sì. Questo era il mio primo lavoro, però è durato solo 2 mesi. E una ragazza di questa troupe è andata a Londra per fare un'audizione con le Bluebell e io non sapevo neanche chi erano, per dire la verità. E ha detto, io ero troppo piccolo e un po' troppo grassa, però ho parlato di te e ho fatto un appuntamento per te, tu devi andare con tua mamma e papà. Non avevo neanche 17 anni. E ho fatto questa audizione e in 4 giorni mi sono trovata a Lido di Parigi. Quindi lì era veramente una scuola di come presentarsi in palcoscenico, di essere perfetto in palcoscenico, eccetera, eccetera. Era un'esperienza fantastica e io ho fatto tante di quelle buone amiche che erano diventate come sorelle veramente, perché siccome non facevamo anche lavorare, non c'era mai un giorno di riposo, mai. Ci davano 2 settimane all'anno per andare a casa con mamma e papà. E poi facevamo di più, non soltanto il Lido di Parigi, ma facevamo le galà, facevamo la televisione, ogni settimana eravamo sempre a lavorare, imparare nuovi numeri per tutte le altre cose, i film anche che dovevamo fare. Sì. Quindi era molto molto duro, anche se sembrava tutto leggero, invece era una vita molto dura, ma piacevole perché facevo quello che volevo, insomma, quello che adoravo fare. E il canto, la musica, il canto quando invece è arrivato? La cosa del canto, io sono una ballerina che cantava, non una cantante che parlava. Sì. Quindi mi sono sempre arrangiata abbastanza bene qualche volta anche. E quando poi ho lasciato le Bluebell e sono venuta in Italia con Alaria, che era un balletto argentino. E quando sono arrivata in Italia ho avuto tantissime proposte che non potevo subito accettare perché ero sotto contratto, no? Però ho dato dimissione e dico tra 3 mesi me ne vado e sono venuta a Roma perché avevo delle offerte di cinema, che non avevo mai fatto un film come attrice, no? E allora questi 2 film, uno era Totò, Peppino e la dolce vita, e l'altro era Cacciatore di dote, con un cast formidabile, insomma, però io 20 anni non conoscevo questi grandi miti italiani, no? A quell'epoca. Quindi ero molto molto fortunata di entrare da quella porta principale, diciamo. Sì. E dopo di questa poi una cosa porta un'altra, poi ho fatto la televisione e tante cose con Falqui, dal giardino d'inverno, questi era un primo canzonissima, ma sempre come la ragazza sul tamburo, diciamo, perché prendevano le gambe che io facevo il tic-tac, no? E poi mi hanno proposto Volubile,
Ah, Bellissimo spettacolo, che anche lì non c'è, ecco sì, che mio figlio ha fatto con amore proprio a produrre queste LP della musica di Piero, che erano bellissime, sì. Un programma molto che avanti questo programma per era l'epoca. molto avanti, non ha fatto grande successo, per quanto aveva un cast formidabile, insomma, delle le cose di qualità, era molto di qualità. Quindi vi siete conosciuti in quell'occasione Io ho con conosciuto Piero, ed io ho Mm, mm. conosciuto Piero, era Piero che è la prima persona che mi ha fatto cantare. Ah, Ecco, Ah, e mi hanno fatto un numero che si chiamava Do You Cha Cha Cha. bellissimo. Ed è su quel LP, sì, su quel disco c'è. Ma come ti sei sentita accanto a nomi come Bruno Martino, Jimmy Fontana, Lydia McDonald, poi c'era Ma anche una Lida Kelly, c'era un Little Tony alle prime armi. sì, 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 c'erano tutte queste persone, a parte fatto anche attori e attrici famose. Sì, sì, eccoli qua. C'era Giustino Durano, ah, sì, quello del Renata milione. Carmine, c'erano una cast formidabile. E poi certamente Bruno Martino era fantastico e Lydia McDonald, che era la cantante preferita di Piero. Di Piero, sì. Era fantastica lei, era veramente fantastica e loro cantavano insieme. E, tu una voce nella sera, era fantastico, quanto mi piaceva. E poi ho cantato anch'io una cosa con Bruno Martino, ma non ci abbiamo niente rimasto con quello purtroppo. Tu non pensi che è l'amore, si chiamava. Che No. bello, che bello, che bello. No. C'è la versione solo di Bruno Martino nel disco, in questo Sì, LP. sì, sì, ma nel video insomma abbiamo fatto un numero, diciamo, ma non c'è niente, non c'è un fotogramma rimasto, non c'è niente. Che peccato. Anche perché è stato censurato come programma dopo poi. Come programma era molto, come dicevo, molto avanti. Era un programma particolare, anche molto sensuale, molto volubile come da titolo. Quindi è stato un po' osteggiato, un po' censurato dalla Rai. Non lo vedeva molto... Moltissimo. Anche perché, e poi non era neanche necessario, perché una volta avevo un vestito lungo, nero, per terra, di chiffon, così ho fatto un giro e si vedeva un pezzettino di coscia, scusate l'italiano, sempre dopo tutti questi anni. E allora mi hanno chiamata, sono andata a casa, ho fatto l'Ampex perché era tutto in Ampex allora, e mi hanno richiamata a dire che dovevo rifare il numero mettendomi le calze nere sotto il vestito lungo nero. Figurati. E poi anche la sigla era tutta coperta con una tuta di paillette e per 8 settimane si faceva le Ampex e questa l'ultima settimana mi hanno richiamato per attaccare i veli perché si vedeva un po' il corpo, però copertissima. E io dicevo, ma io non lo capisco queste cose. Si vede le tenniste, no? Le campionesse, loro sono gambe nude, anche se noi abbiamo le calze color carne, che male c'è? Ah no, perché ci sono i preti che guardano, dicono. E poi il capo di allora si chiamava Gualla, il signor Gualla, e si è fatto prete gesuita dopo. Ah ecco. sì? Allora quindi era molto attento, immagino. Quindi E sì. comunque pensare che proprio di questi giorni è la notizia che è stata abolita la censura in Italia sui cinema, e pensare cosa succedeva appunto negli anni 60 dove non si poteva vedere un pezzo di gambe è incredibile. Sì, veramente. Poi sono migliorate, però in confronto a oggi, insomma, che non c'è niente. È un'altra cosa. Io vorrei fare 2 passi indietro perché ci siamo persi una cosa che ha detto prima la signora Global, che io non vorrei perdermela così. Allora, il primo film che ha fatto lei l'ha fatto con Totò e Peppino. Cioè, lei sa che qui in Italia Totò e Peppino sono soprattutto due monumenti. Ecco, che ricorda di quell'esperienza di lavoro con Totò? Si dice che Totò improvvisasse molto, è vero? Sì, io credo che era tutto improvvisato tra loro due. E
come ripeto, avevo 20 anni, era dicembre del 60, e era tutto truccato, tutto messo bene, insomma, per sembrare una ragazza sofisticata, ma invece non era per niente. E mi ricordo quando sono andata sul set, avevo soltanto il vestitino nero con le bretellini, e Totò diceva: ma no, deve essere più ricca, deve essere... ha chiamato la sua figlia e l'ha detto: porta la sua giacca da visone perché abbiamo bisogno. E la stola da visone era della figlia di Totò. Però tornando alla loro improvvisate, diciamo, era tutto improvvisato tra di loro, ma non lo capivo molto perché parlavo soltanto l'inglese e il francese parlavo bene. È vero. E non parlavo l'italiano, quindi era una presa in diretta per me questa, non era doppiata. È vero, non conosceva ancora la lingua allora italiana, No, quindi immagino. per niente, non parlavo l'italiano allora, proprio per niente. Però loro facevano ridere, ho capito un po' quando diceva Quo vadis, una cosa del genere, e l'altro dice no, Ben-Hur. E allora lui dice a Peppino, t'ha preso per Ben-Hur, no? Però erano comici tutti e due, veramente carino con me Totò poi. E mi ha richiamata dopo qualche anno per fare la serie una delle sue puntate di Tutto Totò in televisione. Sì, bellissime. Che era Don Giovannino si chiamava, sì. Ma ti volevo chiedere, a proposito, visto che parliamo di comici, di grandissimi comici della nostra storia, della gloriosa storia del cinema italiano, tu hai lavorato anche con tantissimi comici, con Walter Chiari, con Lando Buzzanca, ma hai lavorato soprattutto con due miei connazionali, cioè con regionali, vorrei dire, conterranei, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, due grandi siciliani. Siciliani voi? Io sono siciliano, di Catania. Tanti, ho fatto 7 film con Franco Ingrassia. Infatti. 7, e poi ho fatto una televisione con Franco che si chiamava Un uomo da ridere, che era molto carino, la regia era di Fulci, Lucio Fulci. Sì. Tra l'altro tu hai fatto con Lucio Fulci, hai fatto uno dei primi film della coppiata Franco Franchi e Ciccio Ingrassia con le musiche di Ennio Morricone, che erano i due vasi di Sing Sing. Ennio ha fatto quella musica lì. Sì, una delle musiche. Prima che Ennio era Ennio, diciamo. Sì, prima che Ennio era Ennio, infatti. Ma Ennio, insomma, lui faceva gli arrangiamenti per Enrico 61. Era una commedia musicale che ha fatto con Russia, no? Hai visto? Sì, vero. Era per litigare nei giovanili. E lui ha fatto tutti gli arrangiamenti di questo, prima che era Ennio Morricone grande, capito? Però era sempre bravo, un grandissimo amico di Piero. E soprattutto avevano la General Music insieme. Lui, Piero, Trovaioli, Armando Trovaioli e Bacalov. Sì. Che era un'idea di Piero poi questa. La famosa Ortophonic poi. È diventata, sì, però prima era General Music, sì. Che cosa ricorda di quel periodo in cui in Italia si giravano tantissimi film, c'erano tantissime varietà televisive, insomma è stato un periodo per noi molto ricco, e lei era in prima linea in quel momento lì. Lavoravo moltissimo in tutto, però non soltanto televisione, perché dico purtroppo in un certo senso, ho fatto 5 anni di teatro e quello ti porta via tutto il tempo, insomma, non puoi fare cinema, non puoi fare televisione, però lavoravo lo stesso, facevo la commedia musicale. E un po' mi dispiace perché forse facevo più cinema invece di andare a fare il giro dell'Italia, che era bellissimo comunque, però sa, anche quando si fa il tournée con Macario era terribile perché abbiamo fatto 90 città, 90, e quindi era molto stancante questo, sì. E con Walter, quello era, si chiamava Le 6 mogli di Erminio VIII, Erminio VIII. E poi ho fatto con
Walter Chiari, Chiari. una terza riedizione di Buonanotte Bettina con Alida Kelly, con Alida, e lì si sono conosciuti. diciamo, sì, loro due. E quello erano altri 6 mesi, e poi con Enrico 61 abbiamo fatto 2 anni, un anno proprio bellissimo, soltanto Milano e Roma, basta, secondo anno in giro, e un terzo anno abbiamo fatto a Londra, al Piccadilly Theatre, siamo andate a Londra. Quindi è ritornata a casa in qualche modo. Sono tornata a casa, sì, era bellissima, sì. Ho fatto anche, mentre stavo lì, ho fatto un paio di televisioni, filmati, un film, un Benny Hill, insomma, ho fatto altre cose mentre stavo là. Avevo visto che nel tuo curriculum c'è il Ben Hill Show, che per anni è stato mandato in televisione a qualsiasi ora. Era prima di quello, capito? Prima del colore, era tutto in bianco e nero. Era anni 65, mi sa che era. Sì. Parliamo di molti anni fa. Quindi il Benny Hill, esiste un Benny Hill in bianco e nero addirittura? Sì, A noi è arrivato solo quello a colori, perché non l'abbiamo... I primi, sì, voi avete visto sempre quelli dopo. 80. Sì. Quelle che lui era un po' più vecchietto d'età, era un po' più in là d'età. Sì, mi ricordo quelli a colori. Però faceva ridere anche, cioè faceva veramente ridere lui. In scena, fuori scena, anche Franco Franchi per questo faceva molto ridere. Anche loro improvvisavano tanto sul set, Franco e Ciccio. Sì, soprattutto Franco andava fuori il copione molto, sì, però qualsiasi cosa che faceva comunque era comico. Una domanda che per forza la dobbiamo fare. Lei ha lavorato con il re della commedia sofisticata americana, sto parlando di Black Edwards. Come è andata quell'esperienza? Ecco, vedi, abbiamo Operazione Crepe Suzette, Darling Lily. Si chiamava così in Italia, Operazione Crepe Suzette, il titolo inglese era Darling Lily. Con i grandi, cioè Julie Andrews e Rob Hudson, no? Sì, bellissimo. E Black Edwards ovviamente era il regista. Anche loro in quel film lì si sono cominciati a amarsi, diciamo, e poi si sono sposati, sì. Quindi dove arrivava lei nasceva l'amore, in qualche modo. Diciamo che la Gloria Paul è stata il cupido di molte relazioni cinematografiche. È strano, ma è così. E poi invece come mi è venuto questa offerta era Hermes Pan, che poi non avevo mai lavorato con Hermes, lo sa chi è Hermes Pan, no? Sì, ultimamente ne ha parlato Pupi Avati in un nostro programma di Hermes Pan, il coreografo. Sì, esatto. Ecco, e tanti film, ha preso l'Oscar Hermes per Flying Down to Rio, ma credo negli anni 38 o 37, non so, questo film fantastico con Ginger Rogers e Fred Astaire. Comunque, lui lavorava molto in Italia, quindi lui mi conosceva, diciamo, ma non personalmente, non ci conoscevamo, e lui faceva la coreografia di questo film con Julie Andrews. E, mi ha telefonato dicendo che mi conosceva, insomma, in televisione, rivista, e lui vorrebbe tanto che io vado a vedere a Blake Edwards per questo ruolo. E così ho fatto, ho preso l'aereo, sono andata a Bruxelles dove stavano girando delle scene e niente, ha detto ok, benissimo, e poi sono andata a Hollywood per 3 mesi. Era un'esperienza formidabile, devo dire, e tutti erano così carini e dolci con me. Volevano che tornasse, che io tornassi in Inghilterra, tante persone, in America, scusa. Sì. E invece sono tornata per Piero, quindi l'amore, Ma la canzone di Henry Mancini che ha interpretato un pezzo delle canzoni della colonna sonora di Darling Lily. Ti sei incontrata con Mancini, con Henry Mancini? Ma certo, per forza, quando abbiamo registrato e tutto, sì. Henry Mancini era molto molto carino anche lui.
Beh, comunque è bellissima la naturalezza con cui la signora Paul parla di ho conosciuto Harry Manzini, ho lavorato con Totò, per noi è bellissimo tutto questo. Dei mostri sacri. Dei mostri sacri. Sì, Con cui veramente sono dei mostri sacri e soprattutto, e poi io adoravo Hermes perché lui conosceva tutte le star di Los Angeles, no? E mi ha detto forse non lo capisci che stai girando proprio con il top delle top. Ho detto no, non me lo dire, lo so questo. Dico ma come? Fred Astaire che usciva spesso con lui, con Fred Astaire. Ah sì? Sì, e con Hermes naturalmente, Sì. però lui ha fatto poi una serie americana a episodi con Robert Wagner e sono venuti a Roma a girare. E mi ha chiamata e siamo andati a cena insieme anche con Fred, è stato molto carino, veramente sono state strepitose come questi grandissimi e più grandi che sono, più umili, più semplici, non so, amorevoli, veramente, guarda. Quanto eri stata a Los Angeles? 3-4 mesi. Ah, il tempo proprio di lavorare. Solo per il film, però era bello, mi piaceva moltissimo. Bella esperienza. Ci credo. Lei ultimamente ha postato su Facebook un video un suo video con altri 3 mostri sacri, proprio giusto per mi sembra questo qua durante... era Copacabana Palace, che era il film del 62 di Steno. Con Silva Coscina, Walter Chiari, Mylène de Mongeo, credo di averlo tutto, ed è con dei grandissimi autori, Luis Bonfa, Joao Gilberto e Antonio Carlos Jobim. Che poi c'è questa sequenza bellissima in cui cantate in spiaggia, roba da brividi. Era bellissimo, se uno pensa che ha avuto la fortuna, perché anche loro, quanto era, 62, avevano fatto, mi sa, Orfeo Negro, forse, non so se era Luis Bonfa senz'altro, però avevano fatto l'inizio di questi grandi film e poi il Bossa Nova che era abbastanza nuova. Però di pensare che era sulla spiaggia con Silva Coscina bellissima, a cantare, a sentire loro a suonare sulle spiagge, dico è un paradiso queste cose, capito? Io che adoro la musica così, era fantastico, fortunata sono stata. Quindi le piace anche Bossa Nova in qualche modo, mi sembra di capire, insomma. Moltissimo. Infatti non le ho fatto una domanda che noi facciamo sempre all'inizio. Da ragazza quale musica ascoltava? Quali artisti? Tutto il jazz e il swing, big band, Frank Sinatra. E sono rimasta Frank Sinatra, non conosco quasi nessuno dopo di lui, però tutte queste canzoni americane, evergreen, quelle sono la mia musica. Musicals, tutti musicals, no? Quindi la golden age degli anni 50-60, insomma, quella dello swing. Anni 50 che era ragazzina, insomma, andava al cinema a vedere il Doris Day, l'Elizabeth Taylor, Mitzi Gaynor, e tutti quei Gene Kelly, eccetera. Quindi era la mia passione già da allora, capito? Ora abbiamo capito anche perché ti sei innamorata follemente di Piero Piccioni, perché in Piero Piccioni c'era tutta il jazz, lo swing, tutta quella musicalità bellissima dei grandi di Hollywood e non solo. Una cosa che ci legava in un certo senso, la musica formidabile, no? Di quella era, perché lui la piaceva da morire, questo tipo, e poi era bravissimo lui a suonare, ovviamente, no? Delle colonne sonore scritte da Piero Piccioni, qual è che lei ricorda magari qualcosa sulla lavorazione o che le è rimasta particolarmente dentro? Beh, tantissimi film, veramente, perché ho conosciuto Piero nel 61, però poi eravamo soltanto buoni amici, diciamo. E nel 66
le scoperte che ci piaceva tutti e due. Io piacevo già a lui, per dire la verità, anche in volubile. Però, immaginiamo. però non era il momento per me. E dopo, sì, la sua musica, non so, Amore mio, aiutami, era bellissimo. Sì. Fumo di Londra, era bellissima. Sì, poi lei ha scritto anche le liriche di molte canzoni, no? Sì. Cantato e scritto. Sì, ecco. Sì. Adesso non mi ricordo tutti i titoli perché devo leggerli, no? Però sì. Anche Amore mio, aiutami, mi crede, Luna tu. Sì, Luna tu, poi Paranormale, come si chiamava? Sì, sono un fenomeno. C'era anche Io e Caterina. E Caterina, dove ha cantato pure mio figlio piccolo. Sì, Jason. Sì. Ah sì? La sua prima volta. E dopo di questo l'hanno detto, ma è così bravo questo ragazzino, insomma hanno fatto cantare altre cose. Poi lui ha fatto già, è vero, il Tassinaro, faceva il nipote di Alberto Sordi. Sì, e poi questo qui anche, Sono un fenomeno paranormale. Ah sì, quello mi sa, era con Dalia Lazzaro, quello era tutto dentro. Sì. Addirittura. C'era anche tutti dentro, Ma sì, io era la voce, non era lei che cantava. Infatti mi ricordo questa cosa, c'è anche nel CD, c'è nella colonna sonora. Il doppiaggio, sì, di By and By, mi sa si chiamava. Che meraviglia. E invece quella di Wishing Away, di Tassinaro. Il Wishing Away era carinissimo, che ha cantato mio figlio, e Autumn Time in Rome, bellissime anche queste due canzoni di Piero. Io ho fatto parecchie parole, sì, in inglese sempre, ovviamente. Quindi le piace anche questo lato, in qualche modo, artistico e creativo, anche scrivere. Mi piaceva scrivere, certo. Poi anche Piero aveva tante, ai tempi, le cassette, no? Non le CD. E lui faceva tante cose di prova su queste cassette e me le dava tutta a me e diceva, ecco, questo è il tuo workshop, dice, queste cose inedite, dici, fai le parole, vediamo. E allora qualcuno l'ha fatto e purtroppo il giorno dopo che è andata via Piero, insomma, ho scritto una bellissima cosa per lui con una musica sua, però è solo per me, ecco. Però non è mai stata pubblicata? No. Vabbè, immagino sia una cosa potente. Anche perché voi avete vissuto tantissimo insieme. Ho fatto solo sentire a mio figlio, sì. Comunque, vabbè. Qual è secondo lei la caratteristica principale della musica di Piero Piccioni, quello che lo ritiene differente da tanti altri compositori? Ma guarda, la musica di Piero è talmente particolare che anche se non lo conosci, lo sa che è lui che l'ha scritto. Quante volte io ho messo la televisione, ho visto un film che non so che film era, e senti qualche brano, dico, questo mi sembra proprio il tocco di Piero, però non conosco questo pezzo, no? Vado sull'internet a vedere, è di Piero, insomma, è particolarissimo, le sue accordi, non lo so cos'è, però si riconosce sempre Piero. Quindi uno stile inconfondibile in qualche modo. Poi non pensate lo stesso? No, guarda, come no, assolutamente sempre. Sì. Io ho cominciato a conoscere Piero Piccioni grazie ai miei genitori che mi portavano non solo al cinema a vedere i film di Alberto Sordi, ma anche altri. Ma poi in televisione ogni volta che passavano, io la cosa che mi colpiva di più subito era la musicalità di quei film. Cioè, secondo me, oltre alla grandezza di Alberto Sordi, c'era la grandezza della musica che accompagnava Alberto Sordi. Poi quel gusto jazz, quella raffinatezza lì, lui o Rizzo Ortolani, cioè questi sono i due nomi italiani che sapevano quel mondo lì, insomma. Sì, e poi lui
anche sul classico era bravo Piero, Sì. perché ha scritto anche un balletto non era tanto famoso, però ai tempi si chiamava Stress. Era bellissimo queste musiche classiche che ha fatto lui. Poi faceva delle armonie meravigliose, le valse fantastiche. Poi lui ha fatto Il mondo di notte numero 1, che Sì. lì anche ci sono delle bellissime musiche. Stranamente, però io ero ancora con le blu della Parigi, non conoscevo Piero, però stranamente lui ha fatto la musica di quel film, ecco. Coincidenza? Eravate destinati, eravate destinati. Era destino che arrivava in Italia, si vede, sì. Cosa ti è rimasta di più impresso della tua vita con Piero, a parte l'aspetto lavorativo, professionale, musicale? Cos'era che ti è rimasta più Beh, dentro di Piero Piccioni? È il padre di mio figlio, quindi Mm. la cosa più amorevole è questa, diciamo, in tutto, più importante. E poi con Piero era non soltanto musicista, insomma, lui aveva tante doti, insomma, era affascinante, era intelligentissimo, era coltissimo, sapeva tutto di tutto, insomma. Lui era una persona che ti attirava, insomma, l'interesse in tutto. Poi lui era come un'enciclopedia camminante, vivo, perché sapeva tutto di tutto, no? E tante volte ovviamente a me ha fatto perdere a metà strada, diciamo. Però no, cosa mi è rimasta è tutto, sono 40 anni di convivenza, di non convivenza, di alti, di bassi, di altissimi, di bassissimi, come in tutte le storie. Ci sono dei momenti anche brutti, non soltanto belli, però tutto sommato era tutto bello, sì, meno un paio di anni, e poi eravamo migliori amici, molto complici tutti e due, e lui era il mio biggest fan, lui era il mio migliore fan, capito? E io il suo. Quindi, E poi Jason gli assomiglia tantissimo. Io ho conosciuto Jason più di un'occasione, è la fotocopia del papà. moltissimo, moltissimo. Anche il modo di esprimersi, anche il modo di parlare, insomma. Io volevamo chiudere con un paio di domande. La prima domanda però la improvviso io adesso qui proprio, perché allora Gloria Paul è stata cantante, attrice, ballerina, scrittrice di testi, insomma un artista a 360 gradi. Quando ancora questo lavoro si faceva e bisognava saper far tutto, in sostanza. Era sempre un po' in sordino, però non è che si parlava di quello che stavi facendo, si faceva e basta. Si faceva. Se le chiedessi adesso, nello Star System internazionale, chi è l'artista che lei vede che in qualche modo assomiglia agli artisti degli anni 60-70, ovvero che sapevano fare un po' tutto? C'è qualcuna? In qualche modo un erede di quegli anni lì? De Sica è bravo, ho visto le sue cose, il suo spettacolo, e lui è bravissimo, un all-rounder, no? Lui è completo, veramente. Un all-man show, one-man show. One-man show, sì. Però dicevi una donna o un uomo? Sì, una donna, ad esempio, mi viene in mente perché sta girando in questo momento a Roma Lady Gaga, che è attrice, cantante, oddio, ballerina non so, ma forse qualcosa fa, no, sì, però qualcosa fa, ma diciamo che non è il suo forte. Adesso lei fa un film, mi sa. Gucci, sì, sulla vita di Gucci, proprio qui a Roma gira, quindi. E sarà bravissima, sì, ma certo che è brava, è già arrivata lei, no? Ci sono anche Catherine Zeta-Jones, no? Ah, sì. Lei fa tutto, è ballerina prima di tutto, praticamente. Infatti. Poi ha cominciato in Inghilterra con un comico inglese, anche lei ha cominciato su queste cose, poi è andata in America, però quando ha fatto Chicago. Era fantastica, insomma, è una ballerina. Ma anche ai tempi passati, ai tempi di Fred Astaire, non so, Joan Crawford,
Rita Hayworth, erano tutti ballerine per prima, Doris Day, erano tutti ballerine. Anche Audrey Hepburn. E poi sapevano poi recitare pure, no? Però ha cominciato Ann Miller, fantastica era, no? Però sono tutti diventate bravissime in tutto, sia come canto, sia come ballo, sia come recita. Erano fantastici, sì. E forse un po' meno oggi. Può essere che la danza aiuti molto ad avere rigore, ad avere regole. Nello Star System potrebbe aiutare molto questo, essere molto... Assolutamente, è una cosa che ti rimane per tutta la vita, la disciplina. Questo sì. E forse diventi anche un po' rompi, diciamo, perché questo rimane dentro di te, altre persone non possono capire. Però tu non puoi arrivare in palcoscenico alle 9:05 quando comincia alle 9, capito? Cioè deve pensare tutto in avanti, deve essere alle 7 lì per truccarti, per riscaldarti, per qualsiasi cosa, capito? Sì. No, la disciplina è fondamentale. First and foremost, diciamo, è la prima cosa. E non per parlare adesso di quello che mi è successo, insomma, quell'incidente, no? Non per parlare di questo, ho assicurato pure quello, ma credo che essendo stata ballerina, questo mi ha aiutato moltissimo, proprio lo devo fare, devo andare avanti, perché quando tu non sai fare un passo o una cosa troppo difficile, lo devi fare finché lo fai perfetto, capito? Sì, certo. E questa disciplina e voglia di to succeed, no? Per riuscire, per continuare una specie di vita, non la vita che ho conosciuto, non la vita che amava o che volevo avere per il futuro, però ce l'ho una vita nonostante tutto, no? E io penso sempre che la cosa che ti aiuta molto è di dire quando ti succede queste cose terribili è poteva essere peggio, ecco, poteva essere peggio. Molto. Noi lo diciamo per rispetto, non abbiamo voluto parlare di questo aspetto del suo incidente, ne ha parlato lei e io devo dire che secondo me è vero, io credo che la danza quel rigore lì l'abbia aiutato molto, perché la vedo in forma smagliante, quindi è la riprova perfetta di come comunque la vita va avanti. Molto bello, la ringrazio molto che mi dici queste cose, sì. Comunque va bene, è successo e non si può andare indietro purtroppo, però anche mi ha aiutato proprio la forza dell'amore di Piero, del mio figlio. Grazie a Dio mia mamma e papà, in doppio senso qui, non mi hanno visto così, è morto l'anno prima. E quindi non hanno visto la loro figlia come erano abituati a vedermi in un sedia a rotelle, no? Quindi sarebbe stato terribile per loro. Però, come ripeto, l'amore delle amicizie e Piero mi ha aiutato tantissimo, e mio figlio ovviamente, sì. Ho fatto un elenco delle cose essenziali proprio, l'amore, l'amicizia, è quello. Certo, è importantissimo. E lì vedi chi sono i veri amici. Sì, i veri. E poi non ho mai sbagliato, veramente. Tutte le mie amiche sono quelle di prima. Ecco, quindi hai visto? Ho scelto bene anche all'inizio, diciamo, sì. Bene. Bene, è così la vita. È così, allora noi vogliamo concludere con una bella cosa in musica. Noi finiamo sempre, l'ultima domanda la facciamo sempre in musica, ovvero noi chiediamo ai nostri ospiti, perché siamo collegati anche con un programma radiofonico, che è Classic Rock, chiediamo una movie song, cioè una canzone originale legata a un film che a lei è rimasta particolarmente nel cuore. Io ho visto Angela Lansbury a Los Angeles, dello spettacolo Mame. Ah sì.
E la canzone che mi piaceva, che lei ha cantato molto bene, era If He Came Into My Life Today, però forse non va bene per il vostro programma, non lo so. No, va benissimo, no, va benissimo. Anzi, sappi che di solito ci dicono sempre Moon River da Breakfast and Tiffany, quindi no. Okay. Henry Mancini è bellissimo anche quello, però insomma If He Came Into My Life Today mi dà delle sensazioni, delle emozioni, ecco. è bellissima quella canzone, è un musical straordinario. Lo conosci? Sì, io amo i musical, quindi lo conosco, sì. Ecco. E lei era un'altra che era ballerina, Angela Lansbury, la signora sì? in Non lo sapevo, La signora in giallo, che sì, fosse ballerina. E in pomidottone e manici di scopa fa una piccola performance di tap, tra l'altro, e me lo ricordo, un film Disney che amo tantissimo. Sì, ma fantastico. E quando lei ha fatto Mame, proprio lo stacco della gamba, proprio fino all'orecchio, era bravissima, proprio mi piace tanto. Comunque grazie a voi per la vostra gentilezza, mi ha messo al mio agio e spero che ci sentiamo presto. Grazie, Gloria. Grazie bellissimo. alla signora Gloria Paul, grandissima artista, grandissima donna con una grande forza. Noi la salutiamo e la abbracciamo calorosamente, sperando prima o poi di vederci dal vivo. Infatti. Di persona. Ok, grazie, arrivederci. Gloria Paul.